Valance. CRIRAD, associazione indipendente di fisici, ingegneri, medici, studiano sul campo la radioattività e i suoi effetti sull'ambiente e sulla salute. Non dipendono né dal governo né dall'industria nucleare. Allora accettabile per chi? Esistono delle regole, ma sono impressionanti sul piano sanitario. Cioè il limite di dose di 1 millisilver per anno non è il limite del non rischio, ma è il limite del rischio accettabile. Significa che al di sopra della linea c'è un rischio inaccettabile e al di sotto non è che il rischio non esista, è solo accettabile. Questo è scritto nei testi ufficiali. Che vuol dire allora accettabile? Per la gente comune, accettabile vuol dire nessun morto, niente impatti sanitari. Invece le cose non stanno così. Accettabile in realtà vuol dire un certo numero di morti per un tot mila abitanti legati al rischio delle centrali, delle scorie o delle miniere d'uranio. È un criterio economico in funzione degli interessi rispetto ai danni sanitari. Ma è chiaro che non è una scelta democratica, è una scelta di esperti che sono riusciti a far credere alle persone che il limite è il limite del non rischio e questo è totalmente falso. Quanti tesori ci ha regalato il passato? Quanti ori, beni preziosi hanno riportato alla luce gli archeologi di tutto il mondo per poi mostrarceli nei musei di tutto il globo. Negli ultimi secoli l'uomo, scavando, cercando, esplorando, è riuscito a risalire non solo alle sue origini, ma anche a come le civiltà che si sono avvicendate nei millenni abbiano fatto pervenire sino ai giorni nostri capitali culturali e archeologici inestimabili. Gli Egizi e la terra dei faraoni, gli Incas, i Maya, i Sumeri, gli Etruschi e poi l'antica Grecia, Roma, la civiltà nuragica, insomma, potrei continuare per ore. Ma noi cosa stiamo facendo per far conoscere a chi verrà dopo di noi le nostre opere? Cosa stiamo lasciando alle generazioni, agli Indiana Jones del futuro, che fra centinaia di anni scaveranno la terra, riporteranno alla luce i nostri tesori? Cosa stiamo conservando a centinaia di metri sottoterra nelle miniere di salgemma, in matrici di ceramica o vetro, in modo che non possano muoversi e poi rinchiusi in recipienti speciali a loro volta chiusi in altri recipienti e infine immersi nel calcestruzzo? Hai capito bene? Delle innocue simpaticissime scorie nucleari che l'uomo custodisce gelosamente sottoterra, in siti controllati e ben sorvegliati. Adesso provate a immaginare la scena iniziale del film di Indiana Jones e la maledizione fluorescente. Tra 500 anni ad Oristano, che fiero della sua scoperta chiama i suoi amici. Ehi ragazzi, presto, venite, ho trovato un sarcofago speciale, ecco. Ora pensate al finale del film. Indiana Jones, malato sul letto di un ospedale perché è venuto a contatto con delle simpatiche scorie radioattive. Portoghesiesclusi.net, il sito che può provocare gravidanze inattese.